Identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus. Il piano anticoronavirus della Regione Veneto è pronto ed il sistema regionale si prepara ad affrontare la fase critica, scegliendo di dedicare alcuni ospedali solo ai pazienti gravi malati di coronavirus. Per la Marca saranno l'ospedale di Vittorio Veneto ed il San Camillo a Treviso, un'ala dell'ospedale di Belluno per le Dolomiti, l'ospedale di Dolo, Villa Salus e quello di Jesolo per la provincia di Venezia, l'ospedale di Trecenta per il Rodigino, l'ospedale di Schiavonia per la provincia di Padova, dove quello del capoluogo resta comunque di riferimento regionale, l'ospedale di Sant'Orso per la provincia di Vicenza e per il veronese i nosocomi di Borgo Trento e Villafranca. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Un piano d'emergenza che dopo la sospensione degli interventi chirurgici e delle visite non urgenti prevede quindi il reperimento di nuovi posti letto, arrivando tra pubblico e privato a 825 posti letto per la terapia intensiva, 383 per pneumologia, 1777 per malattie infettive e 2985 posti letto ospedalieri, infine altri 740 posti ricavati negli ex ospedali. Dobbiamo prepararci al fatto che se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus. Usa una metafora meteorologica il presidente della regione: la tempesta sta arrivando, dice, e dobbiamo essere preparati. Qualcuno si chiederà: ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti, ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremo perso la collaborazione dei cittadini.